Siamo qui presso il comune di Siculiana con il primo cittadino Zambito. Oggi si presenta il progetto Siculiana Città degli Sposi, un progetto ambizioso. Sindaco, con quali obiettivi e quali finalità? Intanto l'obiettivo è quello di riprendere un brand che ha funzionato per alcuni tempi, ma sicuramente riproponendolo in chiave nuova e in chiave moderna, soprattutto con uno sguardo alla nostra identità che è legata sicuramente al matrimonio, ma Città degli Sposi si scrive ma si legge Città dell'Amore. È un progetto di rigenerazione culturale che investirà soprattutto il centro storico e quindi sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista anche turistico. Per cui oggi si parte con il progetto, si parte anche con la prima edizione del Wedding Film Festival, perché vogliamo proprio, premiare chi in questi anni si è sposato, chi in questi anni conserva ancora con come dire, nei propri cassetti il video del proprio matrimonio, e ne vogliamo fare un festival proprio per celebrare l'unione, l'amore tra persone. Accanto a questo c'è anche il premio speciale Città degli Sposi, perché molti vengono e desiderano sposarsi a Siculiana, e allora che ce lo raccontino attraverso un videomessaggio, ci sono naturalmente per loro numerosi premi, per cui conviene sposarsi a Siculiana. È un progetto che lei fa con un'equipe qualificata, se la presentiamo? Sì, intanto sicuramente coinvolgeremo le associazioni del territorio, dall'AXA, dalla Proloco, al Museo Meta, Causi Festival, tutte associazioni che in questi anni hanno operato e che vogliamo mettere insieme in una rete, perché un progetto di rigenerazione culturale parte dal presupposto che ci sia il coinvolgimento della cittadina, e quindi anche su questo stiamo lavorando. Soprattutto verrà allestito un laboratorio teatrale, perché riproporremo la rivisitazione storica del matrimonio di Costanza, Berengareone e Doria, perché da questo parte la leggenda o la storia di Siculiana, dove gli sposalizi sono benedetti, e quindi è un percorso che mette insieme la tradizione popolare, la cultura, la storia, e su questo vogliamo puntare, perché in questi anni abbiamo lavorato e stiamo lavorando per la riqualificazione urbana degli spazi. Adesso questi spazi hanno bisogno dei contenuti che noi stiamo mettendo su e che oggi iniziamo con questo percorso, con la presentazione del progetto complessivo Città degli Sposi. Con la Proloco fattivamente è impegnata in questo progetto come? Allora, la Proloco intanto si occupa di valorizzare il territorio, le sue risorse e le sue potenzialità, e in questo operiamo in sinergia con l'amministrazione comunale. E per quanto riguarda la realizzazione di questi progetti, sia Siculiana Città degli Sposi che Siculiana Wedding Film Festival, noi operiamo come partner per realizzare diversi eventi. Intanto Siculiana Città degli Sposi, che parte dalla rievocazione storica del matrimonio di Costanza, figlia di Federico II Chiaramonte e di nobile Brancaleone Doria. Si dice che questo matrimonio, celebrato sugli spalti del castello, sia stato benedetto dal cielo, e quindi Siculiana ha ripreso questa tradizione, questa sua storia millenaria, per proporre un qualcosa di più e di diverso. Intanto la ricostruzione è stata fatta in maniera molto originale e si avvarrà di spazi caratteristici del paese, quindi di vicoli, di luoghi caratteristici, in cui saranno messe delle installazioni, e sarà un percorso che diventerà, come dire, continuo nel tempo, perché si potrà fruire di queste installazioni messe nei vari posti di Siculiana, dalla Torre dell'Orologio, tutta la piazza Umberto I, la biblioteca comunale, il bellissimo Palazzo Agnello e il vicolo sotto l'arco, che è un vicolo arabeggiante molto caratteristico. Ci saranno pure, sono stati presi dei contatti con degli artisti che verranno a esporre a Siculiana in luoghi dedicati messi a disposizione dall'amministrazione, quindi Siculiana sarà un polo di attrazione non solo culturale ma anche artistico, e Siculiana ha le energie e l'entusiasmo per realizzare tutto questo. In che modo siete coinvolti?
Allora, il Museo Mete, che da anni è occupato nella valorizzazione del territorio da un punto di vista veramente culturale e storico, intende tracciare in questo ambizioso progetto un profilo appunto etnoantropologico e dare delle fondamenta storiche a questa tradizione degli sposalizi benedetti dalla Provvidenza. In particolar modo la tradizione vuole che nel 1311 Costanza, figlia di Federico Chiaramonte, sposa un nobile genovese, un certo Brancadoria. Da lì nasce ufficialmente questa credenza che voleva benedetti dalla Provvidenza tutti i patti nuziali conclusi nella rocca di Siculiana. Ad un certo punto, intorno alla fine del Cinquecento, questa credenza venne inglobata dal culto del crocifisso di Siculiana, che viene celebrato ancora oggi, ogni anno il 3 maggio. E proprio in questa credenza del crocifisso di Siculiana, appunto perché noi qui abbiamo un santuario che è frequentato da migliaia di fedeli, specialmente nei giorni di maggio, che questa credenza arriva fino ai giorni nostri. Arriva fino ai giorni nostri perché appunto è proprio nel calendario festivo di maggio e nella celebrazione del crocifisso che si celebrano tutte quelle feste che sono legate ai principi di rigenerazione, di fecondità e di unione tra la parte maschile e femminile. È emblematico a questo punto un vecchio detto che viene ancora oggi udito da parte degli anziani, che narra che l'utri di maio vieni pilizziti e picchiddi che sanno a maritare, così come la domenica si vestono puliti e parano lipii quando sono annassati. Questo detto, che è emblematico delle feste del maggio, del crocifisso, riassume in sé un po' tutta la tradizione secolare della nostra cittadina. Cioè, nei giorni di maggio la gente cosa fa? Cassaria, passeggia lungo la piazza per cercare moglie, compagna, e da lì poi ci sono le promesse al nostro Cristo. Ancora oggi sono migliaia i pellegrini che vengono qui a promettere il matrimonio a crocifisso. E quindi, da un passato molto lontano, da Brancadoria a Costanza ai giorni nostri a crocifisso, questa tradizione continua e con questo progetto si intende appunto rilanciare in chiave contemporanea proprio questa tradizione che sa di identità. Praticamente l'immagine è una metafora di vecchi ricordi, no? Cioè soprattutto quel matrimonio rappresenta dei cugini americani, siculi americani, siculiana, ecco, c'è sempre Siculiana al centro, e risalgono queste immagini agli anni 40, fine anni 40, no? Dove c'era il sogno americano, praticamente, l'Eldorado. Io ero piccolo allora, negli anni 50 potevo avere 5-6 anni, e guardavo così di sfuggita certi rotocalchi, lo scià di Persia, e mi sembravano dei personaggi, diciamo, di grande spessore economico, irraggiungibile, come se in America, una volta un americano mi disse: vieni in America che c'è l'albero dei dollari. Io allora ero innocente, e dico, vedevo questo spazio, questa grandezza. Queste opere sono state realizzate poi in età matura, negli anni 80,